esperimento ho usato una tavola in legno, 3 chiodi che ho fissato così, poi uno spago che deve essere attaccato a questo chiodo, un elastico che deve essere attaccato a questi 2 chiodi, una patata e poi 2 tubi. Perciò come si chiama il tutto? Il tutto si chiama il terzo principio della dinamica. Ma quello che tu hai costruito è un carrello? Spara patate. Adesso comincio a fare l'esperimento. Deve mettere la patata qua e si deve bruciare. Guardate che è istantaneo, Deve bruciare questo spago. Vedi, come possiamo vedere, quando la patata viene sparata, il carrellino indietreggia. Come si chiama questo fenomeno, lo sai? Il fenomeno si chiama reazione-reazione. Sì, ma se tu hai un cannone, quando si spara con i cannoni, si chiama rinculo. Il terzo principio della dinamica dice che a ogni forza che agisce su un corpo corrisponde sempre un'altra forza uguale, contraria. E quindi la forza che agiva sulla patata, da che parte andava? Fammi vedere con la mano. Che agiva sulla patata? Sì, quella che agiva sulla patata. Agiva di là. E la reazione? La reazione è stata della tavola in legno che si è spostata in giù. Quindi dal verso opposto. La direzione è la stessa, ma il verso è opposto. Azione e reazione. Povero patata. Ti ringraziamo.